Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel che questa settimana stiamo dedicando alla congiuntura del comparto agricolo veneto. Tutti i giorni stiamo esaminando un settore, ricordiamo che abbiamo già fatto la pesca, il lattiero caseario, i cereali, le colture industriali, le orticole e oggi è la volta della carne, il comparto della carne, un comparto tra l'altro molto importante. Siamo qui con il dottor Gabriele Zampieri di Veneto Agricoltura. Ciao Gabriele, grazie per essere oggi qui con noi. Come è andata nel 2020 il settore della carne? Bisogna un attimo distinguere i vari comparti. Veneto è una grossa realtà per la produzione di carne, però la carne non è solo quella bovina, c'è anche quella avicola e quella suina. E in tutti e tre il Veneto ha un ruolo importante. In particolare per l'avicolo mi pare, e quindi direi che partiamo proprio da questo. L'avicolo se l'è cavata abbastanza bene, perché c'è stato un aumento della domanda domestica e quindi Che è dovuto alla pandemia questo? Certamente è dovuto alla pandemia e si è chiuso il canale Horeca anche per l'avicolo. Sappiamo che durante la pandemia tutta la ristorazione eccetera è stata bloccata in varie fasi, però il canale domestico si è ampliato anche per la carne, quindi ne ha beneficiato l'avicolo che ha visto una crescita elevata di acquisti domestici. Questo ha in parte compensato, anche se ci sono stati problemi di organizzazione della produzione, perché sono due canali diversi con prodotti anche un attimo diversi. Questo ha influito sui prezzi, però sulle quotazioni all'origine. Infatti sono calati un po' per il pollo da carne e abbastanza, diciamo, per il tacchino, che ha sofferto un attimo di più in questo senso. Quindi significa bene la produzione, non bene o comunque meno bene i prezzi. Questo vale anche per il comparto suinicolo? Il suinicolo è il comparto che in Veneto ha sofferto di più perché perché la chiusura del canale Horeca, dove passiamo dalle prosciutterie, proprio anche i bar, ristoranti, eccetera, dove si smercia parecchio prosciutto, salumi e via dicendo, ha avuto problemi anche nella fase di macello. I macelli hanno dovuto rallentare di molto l'operatività per rispettare le distanze e quindi si è macellato di meno. Quindi il numero la produzione è calata. Il Veneto ha calato di quasi il 3% e a livello nazionale anche di più, e poi la minore richiesta ha avuto un effetto anche sui prezzi, che sono calati circa l'8% di quotazioni dei maiali. Dinamica che si presenta anche per il settore bovino? Il settore bovino, anche il settore bovino naturalmente ha sofferto per la parte dei canali Horeca, però c'è stato un maggiore acquisto di carne da parte delle famiglie, quindi c'è stata una leggera crescita. Comunque anche la produzione veneta di carne è leggermente calata, si parla di 1,3% secondo i dati Istat, e questo ha influito anche la minore richiesta sicuramente del canale Horeca anche sui prezzi delle quotazioni. C'è stato anche un attimo di intasamento dell'offerta e con qualche calo nelle quotazioni delle bovine da carne. Quanto vale complessivamente il comparto della carne nel Veneto? Allora possiamo dire che la produzione bovina vale circa 400 milioni di euro, quella suina siamo sui 190 milioni e quella che vale di più è quella avicola, in cui arriviamo a circa 735 milioni di euro. Perché, ribadiamolo, il Veneto è la regione leader in Italia. È la regione leader nella produzione di carne avicola, primeggia per la carne di pollo e soprattutto di tacchino, dove arriva praticamente quasi al 50% della produzione. Collegato al comparto avicolo poi c'è quello delle uova. Le uova, anche il Veneto ha una buona produzione di uova, produciamo circa 2 miliardi di uova all'anno. Le uova forse è stato il settore che ha sofferto di meno in questo caso, perché c'è stata molta richiesta nel canale domestico, c'è stato un notevole aumento della richiesta. Infatti, non riuscendo ad aumentare la produzione, sono aumentati i prezzi e i prezzi all'origine sono aumentati di circa il 10% complessivamente. Okay. Ricordiamo che sempre di più la produzione di uova si sta spostando verso le uova, le galline allevate a terra o verso anche produzioni
con attenzione all'ambiente come il l'allevamento biologico, eccetera. Bene. Con un differenziale di prezzo. Cioè cosa significa? Cioè che le uova prodotte da gallina a terra o biologico hanno protezione all'origine maggiore di quelle prodotte in gabbia. Ho capito. Bene, Gabriele, abbiamo fatto un po' il quadro del comparto della carne, ma ribadiamo che allora domani ci sarà l'ultima, come dire, pillola dedicata alla viticoltura e alla frutta, e poi venerdì ci sarà la chiusura, perché venerdì 25 giugno presenteremo il report complessivo della congiuntura, quindi come è andato il settore dell'agricoltura veneto nel 2020. Ricordo infine che tutte queste pillole sono a disposizione. Abbiamo avuto ospiti i vari colleghi di Veneto Agricoltura che si occupano dei diversi settori e sono disponibili sul canale YouTube di Veneto Agricoltura. Ma l'appuntamento, ribadisco ancora, sarà per venerdì 25 giugno, quando sarà pubblicato e disponibile sul sito di Veneto Agricoltura il report finale complessivo di tutti i settori. A domani, un saluto a tutti.